Ricco, incontaminato, accogliente. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, istituito nel 1990, è tutto questo. E il suo tesoro sono proprio i fiori, vette e valli ospitano 1700 specie di flora, una ricchezza naturalistica inestimabile che ne fa un punto di riferimento per tutto il paese. Gli incontri con gli esemplari più rari non sono poi così insoliti, spiega Enrico Vettorazzo, uno dei responsabili del parco. Numerose specie di orchidee, varie campanule, genziane, numerose specie di giglio e soprattutto la ricchezza di questa zona delle Dolomiti è legata al fatto che durante le glaciazioni queste montagne sono state, si dice, un massiccio rifugio, cioè una zona che era rimasta scoperta dai ghiacci dove appunto molte piante hanno trovato rifugio e sono sopravvissute qui alle glaciazioni. Ma il parco, che si estende per circa 31 ettari da Feltre a Belluno, offre bellezze insospettabili in ogni valle, ne è convinto Benedetto Fiori, presidente del parco. Le valli più famose credo sia quella Valle del Mis con i Cadini del Brenton, che è sicuramente con la Sofia, che è qualcosa di particolare, che però bisogna andare a vederle, perché vale la pena, non è che si debba camminare molto, quindi vale la pena di andare a visitare. I Cadini del Brenton in Valle del Mis lasciano senza parole i visitatori con la loro serie di cascate e piscine scavate dall'acqua. A pochi metri di distanza, raggiungibile in auto, cresce ogni anno di più il giardino botanico voluto per rendere accessibile a tutti, anche a disabili motori e ipovedenti, la bellezza dei molti fiori del parco senza dover avventurarsi in quota. Il parco, entrato a far parte del patrimonio UNESCO da un paio d'anni proprio grazie alla sua ricchezza naturalistica, offre poi sentieri ed escursioni per ogni difficoltà, spiega Yuri Casanova, presidente della cooperativa di guide naturalistiche Mazzarol. I fondovalle sono adattissimi a questo tipo di attività, sia per le famiglie che per i bambini. Noi infatti svolgiamo la maggior parte delle escursioni con le scuole all'interno di queste aree. E poi per chi vuole camminare di più ovviamente ce n'è a Iosa, ci sono miriadi di itinerari. Abbiamo tra l'altro la conclusione di due importantissime alte vie, la numero 1 e la numero 2, che arrivano rispettivamente a Feltre e a Belluno. Tra i sentieri più facili l'anello naturalistico di Val Canzoi e Val Falcina, ma anche il percorso lungo la via degli Ospizi, il sentiero tematico Covoli in Val Amen e la Val Pramper. Tutti dislivelli ristretti ma sufficienti per entrare in un mondo incontaminato. Per gli amanti del trekking i rifugi CAI sono 6 e le sfide non mancano, spiega ancora Yuri Casanova. Un po' più difficili diciamo l'attraversamento dal rifugio Boz al rifugio del Piaz, che permette di attraversare due luoghi assolutamente diversi dal punto di vista geologico e proprio per questo ricchissimi, soprattutto le vette feltrine dal punto di vista botanico. Abbiamo un'eccellenza a livello nazionale, credo, per quantità di specie. Un altro itinerario potrebbe essere l'accesso dalla Val Pramper con arrivo verso la città di Belluno, magari facendo anche delle ferrate. Per chi è un po' più allenato, un po' più attivo anche dal punto di vista alpinistico, ci sono numerose ferrate nel gruppo dello Schiara, che è diciamo, il gruppo che alpinisticamente è più importante e ha più storia anche da questo punto di vista. La natura è tutta da scoprire nel Parco delle Dolomiti Bellunesi.